Ah, avevo frainteso, a Valvasone non è che era pieno di gente che dormiva in macchina, che viveva in macchina, no, e si mette qua che sia 7 ore per caricarsi a macchina e basta. Ogni tanto mi trovo, sì, qua il CP, come quasi una sorta di mondo parallelo dove io vivo una doppia vita recitata dove faccio finta di niente mentre il mio CP perde la connessione con questo mondo, quindi ha questi momenti, non so se sono le ischemie, dove proprio non vede più, non riesce a camminare, sbatte, va in tilt completo e io le urlo gioiosamente: ehi Stugan, Ugan, che così lei si sente al sicuro, scodinzola, è felice. È un mondo difficile, sì, lo so. Col cane, o meglio con l'animale, io dico il cane perché noi europei siamo abituati solo esclusivamente a cani e gatti, no? Però con l'animale a lungo andare tu ci crei una storia di relazione, quindi l'immagine, il ricordo del cane, lascia stare fermo un attimo, ciò che hai vissuto del cane diventa una cosa veramente molto forte, molto importante. Conosco varie persone anche di una certa età che si sono piegate in due per la morte di un cane, quindi insomma è una parte, se sta fermo un attimo, è una parte della tua esistenza, del tuo cammino. CP, io te mi ricordo che ti avevo preso che eri una scorreggetta, sei arrivata a casa per sbaglio, mi ricordo ero andato a dire, avevo detto alla mia ex, vado al McDonald's. È stato vero, perché questa qua si è incazzata perché l'ho mentito. In realtà non le ho mentito, io veramente sono andato al McDonald's. Il McDonald's di Udine, ok, a 150 km distante da casa, però sono andato al McDonald's. Questo perché poi dovevo vedere, solo a titolo così, curiosità, da appassionato, questa cucciolata da figli di campioni che era scappata di sta linea ADBA. Io non l'avevo mai vista dal vivo. I soliti pitbull sono gli UKC, quelli più o meno da 30 kg. La DBA è quel pitbull da combattimento, quello da 17 a 23 kg circa, ok? E alla fine cicola e ciacola la tipa mi fa se vuoi te ne regalo uno e lei è salita subito in macchina. Dico lei perché era la più rompicazzo, quella che non stava mai ferma, faceva gli stessi tiri che fa in spiaggia ogni volta, se quando il CP fa le sue stronzate, là che corre come una matta. Esatto, cara, mi sto commuovendo in questo momento e così. Questa è la storia del CP, semplice perché le cose per essere belle non devono avere chissà cosa di melodrammatico sotto. E questa semplicità mi ha accompagnato per 15 anni, altri 15 CP. Area camper de Maniago. Qui in parte c'è un tour, saluta tu, ciao tu. A me ogni tanto piace fare il tour degli uffici, ossia quando devo lavorare, devo stare da solo, concentrarmi, eccetera. E ho anche, per carità, bisogno di energia elettrica, di corrente elettrica. Mi piace fare, non so, 2 giorni o anche 3 in un'area camper per poi spostarmi in un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. E farmi sì la passeggiatina nei luoghi, insomma, dove sono ospite, no? Diverso è quando ho la bicicletta dietro, no, allora là esploro bene. Senza bicicletta, sai, le mie passeggiatine sono un po' limitate. Ecco, niente, ho su contatto un fake assimi. C'è una roba tipica degli influencer, sta roba, no, ancora no. Perché notavo tutte le uiette che si sveglia mattina e te conta che gli andai a cagare, che tipo di trucco che gli ha usato, eccetera, eccetera, e te conta tutte le sue robe che fa durante la giornata, no? E anche a me ogni tanto mi viene da fare sta roba. Ora che ti porto a percepire un po' la vita, percepiscila assieme a me. In quel tavolino avevamo, anche tu, perché c'eri anche tu in video, avevamo passato un bell'attimo, ok, di chiacchierate, di condivisione, di confronto con il nostro vecchio amico Andrea Spinelli, il quale non c'è più, ok?
Quindi a me resta fissa quell'immagine di lui lì, io e lui con la bottiglia di vino, che vedevamo quella luce lì in alto, pensavamo che era qualcuno che si era perso nella montagna perché lampeggiava, ok? E volevamo sentire se c'era a chiamare i soccorsi, eccetera. Sto rivivendo tutte queste robe e lui adesso non c'è più. E anch'io non ci sarò più fra qualche anno, magari anche a domani mi strambo, sbatto a testa, hai capito? È strana. È strana sta roba, ma va sempre pensata. C'è gente che si arrabbia quando io faccio questi discorsi, ma in realtà credo che dovrebbero ringraziarmi e iniziare a farli anche loro, perché è solo così che impari a vivere. Quando pensi che una cosa sta per finire, che è scaduto, che sta per scadere il tempo, la usi di più, la sfrutti di più. Il CP è vecchio, penso di continuo che se ne sta andando e me la coccolo molto di più, hai capito? Quindi se anche tu pensi che la tua vita ti si sta sciogliendo in mano come un gelato, man mano che passano i giorni, vedrai che inizi a gestirla in maniera diversa o perlomeno a gustarla in maniera diversa. E affrettati, amico mio, non tanto a fare, ma iniziare a percepire questa cosa, perché un giorno in quel tavolino neanche tu non avrai più la possibilità di sedertici. Mi è venuto in mente un video che avevo fatto dove dicevo a Giacomo, parlando a lui del futuro, no? Ho detto: quando guarderai sto video ricordati che eri qui felice perché avevi un diario nuovo con una penna, no? E è in quello stato che secondo me dovresti vivere, cioè in quello stato dove uno è entusiasta del mondo, delle piccole cose, e lo sto rivivendo un po' oggi con la pioggia dentro il camper, bello. La casetta più bella del mondo, ragazzi, la casetta più bella del mondo. Guarda come che sono destinato, guarda. No, non vedi perché è tutto buio. Le gambe nella dinetta, la mia nuova posizione. E con sta sedia qua la inclini a dondolo, c'è il cuscinetto per le cervicali e tanta roba. E il tutto senza boete. Mamma mia, a prima mattina. Non è che io voglia spiegare sempre le cose, però guarda, nonostante io dormo sempre con la piacevole temperatura di 23-24 gradi. Comunque, nei periodi invernali, perché non utilizzare anche la cosa di nocciolini da mettersi nei piedi? Sostanzialmente è una sacca di cotone, di sacco, con all'interno dei nocciolini di ciliegia che, se scaldate in microonde o nel forno, io ho il microonde, quindi uso il microonde, mantengono la temperatura e il caldo per molto tempo. Questo è molto piacevole quando ti puoi mal di pancia o male cervicali, te lo appoggi nelle zone doloranti, ma perché, dico io, anche se uno sta bene, privarsi di una coccola così bella? Cioè, perché? Che senso ha? Te lavori per chi? Per cosa? Bene, e dopo questo edonistico risveglio mi parecchio e vado avanti, vado a fare un po' di spesa e GPL. Pausa design. Pensa, segui il mio ragionamento, interessa a pochi, interessa forse solo ai camperisti. Avevo... così mi era saltato un'idea, ovviamente dopo se idee ne hai tante e poi sta a te decidere quale vuoi realizzare o meno. Comunque mi era venuta in mente questa idea, scusa se sono petena malissimo, colpa della parrucchiera che seria Alessia che non mi petenia, non mi rincura. E dai, scherzi a parte, allora mi è venuta in mente questa idea di prendere un altro camper scarosso, ma volutamente scarosso, da non sistemare assolutamente, per fare dei viaggetti tipo nei Balcani d'estate, piuttosto che in Spagna, Portogallo, quei posti là dove ci sono alti rischi furti che ti vengono dentro, eccetera, eccetera, eccetera. Però dopo ho detto, cazzo, 3-4 mila euro, anche 4.000 abbondanti, perché ormai dopo il Covid i prezzi sono lievitati, più il bollo e l'assicurazione, la revisione e comunque altri tagliandi, perché anche quei pezzi lì si usurano e forse si usurano anche prima. E allora ho detto, scusa, quei soldi là li metto in campeggi, hai capito? Cioè la mia assicurazione per i furti. Vabbè, dico sempre che oltre alle bestie, cioè serpenti, scorpioni, ragni, eccetera, eccetera, che rompono il cazzo all'uomo, cioè c'è l'uomo stesso, ok? Che ti viene a rubare, a rapinare, eccetera, cioè proprio... La vita è una rottura dei coglioni unica, porca troia. Eppure, cioè, fa arrabbiare che potrebbe essere infinitamente meglio. È quello che fa cascare i coglioni. In sostanza, io non posso essere libero di guadagnarmi e crearmi qualcosa che poi lo Stato me lo mangia in tasse, i ladri me lo inculano e cioè... non parole.
Il bello di questa vita, per carità parlo solo di un futilissimo dettaglio, ossia del vivere in camper, ossia, se vogliamo ancora più stringerla, del vivere in una casetta piccolina che io volevo, vivere, lavorare, mangiare, dormire, cioè non è che sto dentro tutto il giorno, che mancherebbe anche quella, ci mancherebbe anche quella, non è che sto dentro tutto il giorno in questa scatola. Però per cosa importantissima per me, siccome sono per me, ma anche te, o comunque tutti quelli che hanno poca pazienza, ok? Questa scatola spostabile è la salvezza, cioè che sia grande o piccola è un dettaglio. Io ho fatto a caso, volevo la casetta piccola, non so se ti ricordi, ancora 7 anni fa che parlavo di sta tiny house, ok? E alla fine sta tiny house, seppur non è proprio come la volevo io, per carità, dopo giustamente i soldi sono un limite per tutti, c'ha le ruote, porco cane, per spostarla dove si vuole. È tanta roba, è tanta roba il fatto di dover poter spostarsi, un po' come fanno gli americani si comprano queste case mobili o le tiny house e le spostano in dei terreni in affitto o in dei campeggi. Nel mio caso invece posso spostarmi proprio anche spesso, non sempre, viste le dimensioni del camper, anche in un parcheggio normale, voglio dire ovunque io voglia. Tanta roba ragazzo, tanta roba. Se ci stai pensando anche tu a fare la cazzata, io ti ricordo solo una cosa, a parte che la cazzata, quando io parlo della cazzata parlo in generale, cioè non mi sto riferendo al camper, alla cazzata del camper, ce ne sono tante cazzate che puoi fare nella vita, ma delle 1000 cazzate che puoi fare nella vita, di cui ovviamente tu hai la tua, io la mia, ricordati sempre ragazzo che fra un po' muori, vai falla Dio caro, cazzo te ne frega. Adesso non so quanti anni hai, 30, 40, fra 50 anni non ci sei più, oppure se ci sei te si pillaga in qua. Senti, chi c'è? Sai, siamo appena usciti, abbiamo appena fatto la passeggiata, abbiamo mangiato come stupidi, cos'hai adesso? Chi c'è? Qualcuno vuole l'affetto? Vogliamo dell'affetto? Questo affetto. Affetto Ugan! A Ugan! Cosa fa? Vieni qua. Ecco qua, sì. Diamoci l'affetto. Se ti chiedi perché faccio questi video è perché il mio cane è molto vecchio e prova a immaginare che privilegio ho io di avere una scusa per farle tanti video e poi averceli. Sì, so che sarà dura poi un giorno riguardarli quando non ci sarà più. Vero CP? Dica, porca troia. Dica, ma moriti, Dio caro. Dimmi, cosa c'è? Vuoi dell'affetto? Cadavere di pollo alla pizzaiola. Tanta roba. Per quanto ne abbiamo parlato milioni di volte, io ti porto il mio esempio. Io ora, in questo precisissimo momento, perché la vita va vissuta a momenti e bisogna essere anche molto precisi, ok? Non pensare al futuro di fra 20 anni, eccetera. Ora, in questo preciso momento, io ho proprio voglia, il desiderio di montarmi due video, ok? Ho la possibilità di andare dove voglio, lo ripeto, cioè veramente, ho sia il tempo che i soldi, che il camper, che qualsiasi cosa per andare dove voglio, ma, e qui arriva l'intelligenza, se uno in questo preciso momento ha voglia di starsene qui in area camper, con la corrente al calduccio a montarsi due video, perché no? Perché deve andare contro i suoi desideri? Per assurdo, se che a me piace estremizzare con gli esempi, è un po' come, non so, che uno volesse andare in figa e no, deve prenderlo in culo perché va di moda. No, Dio caro! Quindi, ragazzi, giovani e forse anche i vecchi, perché qualcuno magari ancora anche a tempo, non come anni di vita, ma come apertura mentale, concentratevi sempre al massimo. So che è difficile, non siamo abituati, non lo facciamo mai sta roba. È una cosa che invece andrebbe fatta sempre. Nel momento presente dobbiamo veramente concentrarci a cosa veramente ci fa piacere. Per quello dobbiamo concentrarci, perché un conto è cosa pensiamo che ci fa piacere e un conto è cosa poi veramente ci fa piacere più di qualsiasi altra cosa, ok? Nei limiti del possibile, grazie al cazzo, ok?
Quindi concentrati ragazzo, concentrati sempre. While the sun hangs in the sky and the desert has sand, while the waves crash in the sea and meet the land, while there's the wind and the stars and the rainbow, till the mountains crumble into the plain. Oh, yes, we'll keep on trying. Tread that fine line. Oh, we'll keep on trying. Yeah, just passing our time. Pseudo grandine. A dicembre. Sì amore, ho capito, fra un po' ti faccio da mangiare. Che se lo sanno, una che ritarda a darti a cena, i guai. Cioè mia nonna può cascare il mondo, ma guai tardare l'ora di cena, soprattutto quella del CP, vero amore? Sì? While we rule by blind madness and pure greed, our lives dictated by tradition, superstition, false religion. Through the hours and on and on. Oh, yes, we'll keep on trying. We'll tread that fine line. Oh, we'll keep on trying till the end of time. Till the end of time. Magari i miei amici non sanno, ma i Sukhoi te palanca magnali?